Moderata soddisfazione per il rallentamento del corpo di frana della Busa del Cristo. L'attività di rimodellazione con esplosivo ha infatti sortito l'effetto di riportare gli spostamenti ad una velocità relativamente ridotta. Oltre agli interventi continua anche il monitoraggio della frana di Perarolo, la frana della Busa del Cristo. E riscontriamo che anche nell'ultimo bimestre la velocità del corpo frana si è ridotto, assestandosi a una velocità di poco più di 1 millimetro al giorno, che è sensibilmente minore rispetto a quella che era stata rilevata negli anni scorsi. E questo conferma la bontà della scelta che fu fatta a suo tempo, di parecchi mesi fa, di far esplodere una parte del corpo frana per creare un alleggerimento dello stesso mediante l'utilizzo di esplosivi. Ormai da 8 mesi la frana ha subito una generale e progressiva diminuzione della velocità fino ai circa 1,5 mm giornalieri del bimestre gennaio-febbraio 2022. Si continua il monitoraggio della frana anche in considerazione del fatto che nei prossimi mesi ci potrebbero essere precipitazioni che quindi potrebbero creare delle situazioni di incremento della velocità, ma oltre a questo, ovviamente, quindi oltre al monitoraggio, ci saranno anche degli interventi di ulteriore consolidamento e mitigazione del rischio relativi alla frana e anche da parte del Genio Civile degli interventi di consolidamento e sistemazione delle briglie a monte degli abitati. L'andamento della velocità della frana andrà comunque ancora monitorato con particolare attenzione in quanto i mesi a venire sono quelli storicamente considerati come i più critici per le condizioni di stabilità del versante franoso.